Ciao ragazzi! Si sente dire spesso, e a torto, che la bassa veronese è sempre uguale a se stessa, non cambia mai niente. In realtà basta l'idea che è sempre un qualcosa di sospeso da catturare, e per Giancarlo è addirittura qualcosa che galleggia. Come tutte le cose, le idee nascono dalle idee che galleggiano. Galleggiando è venuta fuori questo tipo di idea, è nata così, non c'è uno scopo ben preciso. L'ambiente era un posto meraviglioso, secondo il mio punto di vista, e valeva la pena valorizzarlo al massimo. Per valorizzarlo al massimo e farlo conoscere bisogna cercare di dare dei servizi, e quindi mi sembrava un'ottima idea di sviluppare sia il discorso nautico con le houseboat e col discorso ristorazione. Noi siamo seduti sulla bellezza, non la vediamo purtroppo, e basterebbe chiudere gli occhi un attimo e immaginare di essere in qualsiasi posto del mondo essendo a casa. Ma voi pensate, un ristorante galleggiante qui, sul Canal Bianco, su questa idrovia veneta, perché percorrendola si può arrivare fino a Chioggia, anche con gli houseboat, che sono queste imbarcazioni, che non sono nate a caso, perché il primo mestiere di Giancarlo è proprio questo, costruire strutture galleggianti. Gli houseboat come ristorante, un prefabbricato che può spostarsi liberamente sull'acqua. E quindi era automatico che nascesse un'idea di costruire qualcosa del genere sull'acqua per fare un qualcosa che lui sente profondamente suo, ovvero un ristorante. Ma perché proprio qui? Un colpo di fulmine. Quando sono passato di qua in uno dei miei viaggi di cicloturista andando verso Roma, ho attraversato questo fiume che non ne sapevo l'esistenza, giustamente essendo nato qua vicino non sapevo neanche che esistesse, e vedendo lo spazio acqueo, che il tipo di movimento che ha questo, perché non è un fiume, è un canale, mi sono innamorato, l'ho visto come un fiume lago sostanzialmente, e lì praticamente è stato amore a prima vista, e da lì è nato tutto, nonostante dopo tutte le varie traversie burocratiche per avere la concessione, ma alla fine ci siamo riusciti, insomma. Giancarlo mi ha confidato che gli inizi non sono stati semplicissimi, non soltanto perché bisognava farsi conoscere, ma anche perché era ben consapevole del fatto che impostare, a far avviare un'attività come questa, in una zona come questa, veramente sperduta nella profondità della pianura veronese, non era una cosa semplicissima, e più di qualcuno lo ha scambiato per matto. Ma lui ha tenuto duro, ha creduto in un'idea innovativa, diversa, basata poi su una qualità che lui ha affidato soprattutto al pesce, perché di questo si tratta. E oggi un locale come questo ha cominciato a dare anche una nuova fisionomia turistica a tutta quest'area, che si sta effettivamente risvegliando sotto questo punto di vista, grazie a lui e tante altre strutture che stanno nascendo, oppure che si stanno consolidando. L'inizio è stato un po' duro perché credevano avessi qualche malattia mentale o cose del genere, perché solo un pazzo poteva fare queste cose qua, ma d'altronde era talmente bella l'idea, e dopo quello che sarà sarà. L'idea, quando è buona, dovrebbe funzionare, insomma. Penso di aver portato una ventata di innovazione, anche perché i turisti se ne stanno fermando, cicloturisti che arrivano dall'Olanda, ieri ne se ne è fermato uno, e qua
sta prendendo piede questa cosa qua, insomma. Il cicloturismo io lo vedo come il vero futuro della sostenibilità. Il momento più bello è soprattutto al mattino, quando vengo a prendere il caffè, soprattutto durante il lockdown è stato qualcosa di meraviglioso perché venivi su un ambiente incontaminato a questo punto e vedere il nascere del sole con tutti i suoi riflessi e dopo vederlo anche calare a fine giornata. Emozioni continue e scenografie continue, cambiano continuamente, tutti i giorni. Basta saper apprezzare. Assolutamente sì.